Buonasera a tutti gli amici e lettori di qdpnews.it. Siamo qua con Giorgio Polegato, proprietario di Astoria, organizzatore di una serata speciale che adesso ci andrà a introdurre. Sì, siamo a Refrontolo, nella sede di rappresentanza di Astoria, in questa casa dove vede la nostra sede di produzione, i nostri 40 ettari di proprietà, dove appunto produciamo il nostro prosecco Conegliano Valdobbiadene e dove spesso organizziamo questi eventi che sia nell'ambito culturale o sportivo, spesso appunto ci adoperiamo per far sì che appunto si possa in un posto così che si presta anche a fare organizzate serate culturali che diano appunto risalto e prestigio all'azienda. Come mai la scelta di invitare uno storico come Paolo Mieli fra le nostre colline? È uno storico che conosce molto bene i fatti della Grande Guerra e sembrava giusto che a 100 anni appunto da questo evento si parlasse appunto in maniera specifica del nostro territorio e come è stato anche diciamo, provato da questa prima guerra mondiale e credo che meglio di lui non ci sia appunto per conoscere particolari storie che magari conosciamo poco. Storia e vino, qual è il legame? Beh, insomma, il Prosecco ha delle radici profonde in questo territorio, è ormai un vino che da anni, da decenni è protagonista nei mercati mondiali e lo deve appunto alla fortuna di avere queste colline che danno questo prezioso spumante. E credo che ogni azienda, anche seppur giovane, deve comunque avere le basi ben radicate in questo territorio per fare della qualità, perché nelle colline del Conegliano Valdobbiadene è dove si produce il vero Prosecco e dove effettivamente si fa un prodotto che fa la differenza rispetto ad altri. Buonasera a tutti gli amici e lettori di qdpnews.it. Siamo qui questa sera a Refrontolo nella tenuta Astoria con un ospite di eccezione, il dottor Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera e storico. Il giornalista è qui per presentare il suo ultimo libro, I conti con la storia. I conti con la storia significa che noi dobbiamo obbligatoriamente guardare al passato se vogliamo capire il presente, ma i conti con la storia, presto detto, sembra una cosa normale. I conti con la storia si fanno quando si comincia a cambiare la visione rispetto a quella che ci è stata consegnata dai nostri predecessori. In genere la storia si scrive due volte. La prima volta la scrivono i vincitori delle guerre, delle grandi partite politiche e dicono che tutto il bene sta da una parte, la loro, e tutto il male sta dall'altra, quella degli sconfitti. Poi arriva un secondo momento in cui invece la storia la si riscrive guardando di più a quelle sfumature per cui a volte i buoni sono meno buoni di come vengono presentati e i cattivi meno cattivi di come ci sono stati tramandati. Ed è lì che comincia la dimensione che prende inizio, insomma la dimensione dello storico autentico che sa redistribuire pesi e redistribuire anche congratulazioni o ammonimenti. Ricorre quest'anno l'anniversario dei 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, quali cambiamenti, quali nuove visioni si hanno su quell'evento così importante nella storia del nostro Paese? Beh, innanzitutto è per questo che sono qui a Refrontolo, perché qui c'era il comando generale dell'esercito austro-ungarico e tedesco, quindi questo è uno dei luoghi più importanti nella storia del nostro Paese, proprio per quello che riguarda i fatti, come lei ha ricordato, di 100 anni fa. Oggi si fa una celebrazione della Prima Guerra Mondiale meno celebrativa, si guarda anche ai torti che ebbe l'Italia, che quasi per un puro caso finì dalla parte dei vincitori, e anche si guarda con maggiore rispetto all'Austria-Ungheria, alla parte sconfitta della Prima Guerra Mondiale, questo senza rimpiangere l'esito della guerra, ma proprio per fare una descrizione più onesta come quella di cui ho appena parlato. La Prima Guerra Mondiale fu
una guerra di grande eroismo dei militari italiani, dei fanti italiani, una gestione un po' difettosa da parte degli ufficiali, tant'è che noi registrammo la rotta di Caporetto, uno degli eventi più tragici della Prima Guerra Mondiale, nell'ottobre del 17, ma nel complesso l'Italia è nata in quelle trincee della Prima Guerra Mondiale, gente che non sapeva parlare italiano, che non si conosceva, che viveva ognuno della propria parte di appartenenza, ha cominciato a sentirsi paese in quelle trincee, quindi dobbiamo ricordare la Prima Guerra Mondiale, perché noi non siamo nati in realtà come popolo, come nazione nel 1861, ma fra il 1915 e il 1918. E anche fra le colline del Prosecco. Nelle colline del Prosecco, dove avevano, ripeto, il quartier generale i nostri nemici, che però oggi noi non consideriamo più i nostri nemici. Va bene, la ringrazio e buona serata. Sono io che ringrazio voi, arrivederci. Siamo ormai giunti alla conclusione di questa serata fra le colline del Prosecco, e dopo la conferenza del dottor Mieli siamo qua con il sindaco di Refrontolo, Loredana Collodel. Buonasera sindaco. Buonasera. Sindaco, com'è andata questa serata? È stato un momento molto importante per un approfondimento del tema della Grande Guerra, che ci riguarda e ci impegna come amministratori ad approfondire. Avere un ospite di eccezione è stato molto importante, perché si sono tracciate delle tematiche che sono importanti da anche poi esaminare. Ha anche espresso il desiderio di ritornare, perché ha molto apprezzato l'ospitalità di Casa Storia e di Latteria di Soligo, ma anche il nostro paesaggio, che lo ha definito unico, e quindi per noi è importante, è un orgoglio poi che la nostra terra sia amata anche da chi viene per un pomeriggio e ne rimane incantato, affascinato, e pertanto questa potrebbe essere l'inizio anche di altri progetti, altri programmi. Speriamo, va bene. Buona serata, grazie. Grazie a voi.